Senti lette dal tuo Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie Natalia, oggi parliamo di due argomenti legati a una ricorrenza di circa 10 anni, circa nel senso che sono davvero 10 anni, ma uso questo termine circa perché oggi è il 15 novembre, c'è una sfasatura di qualche giorno. Ma 10 anni fa moriva Gilberto Neto, che è stato innanzitutto uno dei protagonisti di questa radio, quando si chiamava Radio Padania, e poi è stato uno dei pensatori di un leghismo che diciamo nella sua fase ancora novecentesca o proto 2000 era molto legato, come tutti sanno, al concetto di regione, macroregione che chiede più autonomia, più libertà e al limite indipendenza e secessione rispetto all'Italia. Sono cose che sanno anche i bambini oramai e che diciamo val bene ricordare sul piano storico. Ecco, uso questa parola storico per evitare subito degli equivoci. E il secondo argomento della seconda parte è veramente molto triste perché il 13 novembre del 2015 avveniva nella città di Parigi una delle stragi della modernità e della postmodernità più tremende, terribili, atroci, feroci, è quella del Bataclan. Praticamente entrarono in numero di 3 o 4 terroristi che fecero fuori un bel po' di persone presenti, più di un centinaio pare, fra cui anche delle persone nate in Italia. Tutto questo è stato ricordato anche in questi giorni, con a volte alcune omissioni o diciamo marcature che non ci sono piaciute del tutto, ma naturalmente non vogliamo creare polemica. È la tristezza che prevale, forse perché oggi è un giorno anche un po' uggioso, almeno in Lombardia, e questo provoca uno stato d'animo poco incline all'allegria. Allora, noi abbiamo subito l'ospite di oggi che è il noto studioso e ovviamente anche caro collega ed amico, carissimo, Roberto Priora. Allora, sentiamo Roberto, ci sei? Ciao Andrea e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Benissimo, Roberto Priora, milanese, doc nel senso che è nato e cresciuto a Milano, ma naturalmente poi i genitori sono, potremmo dire in senso lato padano, ecco, ma comunque legati alla Lombardia e comunque diciamo pronti sempre a vivere su un territorio anche allargato. Sappiamo bene del pied à terre che hai, usiamo questo termine, ad Alassio, città che è stata citata anche qualche giorno fa da Stefano Zecchi, anche lui beneficiato dalla possibilità di viverci in un certo periodo dell'anno. Ma soprattutto Roberto Priora è un interessantissimo esemplare studioso di metapolitica, politica, scienze politiche, metapolitica, storia delle idee, ovviamente ripresa di alcuni grandi personaggi della filosofia e della politica, con capacità proprio estrema di far aderire il pensiero a tutto quello che è accaduto poi anche nei fatti. Noi siamo qui oggi, Roberto, per parlare di una figura che è venuta meno 10 anni fa. È venuta meno 10 anni fa, io ricordo addirittura, anche se era morto qualche giorno prima, che i funerali vennero celebrati proprio il 15 novembre del 2015, dove nella chiesetta
che domina il Lago Maggiore in una posizione stupenda, devo dire, sopra la cittadina che egli aveva scelto da molti anni come abitazione diciamo di privilegio in senso non economico ma di bellezza veramente quasi metafisica, Belgirate, descritta tra l'altro anche dal grande poeta Gozzano che frequentava i posti. Ecco, chi era Gilberto Neto? Anche se penso che molti che ci stanno ascoltando lo ricordano come, l'ho detto prima, protagonista di questa radio con le sue trasmissioni, soprattutto Il ritorno di Brenno, che fu una trasmissione epocale degli anni soprattutto fra il 1997, quando iniziò Radio Padania, fino al 2000 e rotti, proprio perché già dal titolo proponeva una sorta di scommessa sulla libertà di questo territorio che lui, assieme ovviamente anche a Umberto Bossi, chiamava Padania. Allora, io ti chiedo qual è il peso, il ruolo che ha giocato nelle scienze politiche e nella metapolitica questo singolare pensatore chiamato Gilberto Neto, e tra l'altro morto, se mi si permette di dire, prematuramente a 69 anni. Prego, a te la parola. Va bene, allora ti ringrazio molto di avermi invitato in questa bellissima trasmissione. Aggiungo che anche un altro posto a cui sono legato, visto che parlavi di Alassio, è anche il Lago Maggiore e soprattutto Pollino, quindi che è diciamo sul Lago Maggiore. Riguardo a Gilberto Neto, come tutti sanno, è stato il padre dell'indipendentismo padano e un pensatore senza dubbio fondamentale per tutti noi. Credo che la cosa migliore per onorare l'uomo e l'opera sia non un ricordo meramente nostalgico, ma un ricordo vivo che, parafrasando il grande filosofo Gianfranco Lami, sia un passo per il pensiero e un passo per la vita. Per prima cosa dirò che il ricordo di Gilberto Neto che qui farò non è un passatista culto della persona, ma un tentativo di fornire alcuni spunti per lo studio di questo incontestabile maestro per l'Europa dei popoli. Di Neto troviamo diversi saggi editi dalla casa editrice Il Cerchio, in quanto saggi di storia politica aventi per tema le identità popolari e lo sviluppo della cultura delle coscienze europee. Infatti questa è la chiave per capire Neto. E più specificatamente dobbiamo usare i concetti politologici di etnoregionalismo di Filippo Tronconi e revival etnico di Anthony Smith. Dobbiamo però, se vogliamo valorizzare i scritti di Gilberto Neto, inserirli in una periodizzazione storica che possiamo sinteticamente definire così: federalismo ottocentesco, autonomismo novecentesco e leghismo. Come sostiene Lucia Bonfreschi, Roberto Biorcio e Marco Tarchi, il leghismo presenta però una natura populista e di destra e lo sviluppo del rapporto elite-popolo e popoli ha assunto con il tempo anche un filone euroscettico sovranista e poi nativista, pensiamo al tema dell'immigrazione, insieme alle dinamiche regionaliste magistralmente analizzate da Stefano Bruno Galli in testi come Regionalismo e Autonomia e Manifesto per l'Autonomia, che impongono un impegno di nuove sintesi, di ridefinizione dei concetti di federalismo, autonomia, identità per un'Europa dei popoli e delle regioni. Questo per la verità sarebbe un tema complesso e personalmente ritengo che non si può e non si deve prescindere dalla riflessione dottrinaria sul federalismo nello sviluppo del leghismo che tu hai affrontato nella tua bellissima rivista Idee per l'Europa dei Popoli e ovviamente nel pensiero leghista, un testo fondamentale che è per ragionare su Neto. Infatti dobbiamo prendere atto che la visione onetiana si inserisce nell'autonomismo storico novecentesco
nel neofederalismo di Gianfranco Miglio, con un apporto libertario, come si può vedere nelle pur importanti pubblicazioni dell'associazione Gilberto Neto, che vedono, e qui riassumo molto una questione complessa, nello Stato-nazione il nemico per eccellenza e nell'integrazione europea un'opportunità. Mi permetto però di dire che questo, diciamo così, federalismo europeista ha la stessa impostazione del manifesto di Ventotene, che tu giustamente hai definito come farlocco. Inoltre non è in caso che le destre post-industriali, tra le quali il leghismo, parlino sempre di più di identità e popolo, parole care anche al leghismo di cui parlava Gilberto Neto, che giustamente guardava l'Europa dei popoli. Certamente i suoi scritti sono importanti, ma vanno contestualizzati e rielaborati oggi. In questo modo il pensiero di Gilberto Neto, ponendosi in relazione ad altri sviluppi, potrà continuare a essere vivo. Se invece si cade in un onetismo, una sorta di culto nostalgico della sua personalità, e non vi è studio anche accademico e rielaborazione metapolitica, si avrà paradossalmente una marginalizzazione. L'identitarismo oggi ripensa i concetti di nazione e popolo, si parla anche appunto del regionalismo e anche sulla base dei sviluppi della postmodernità, che sono temi complessi. Certamente non possiamo prescindere da maestri come Gilberto Neto e Sergio Salvi, perché il revival etnico ha avuto un ruolo fondamentale per superare le concezioni omologanti di un certo tipo di nazionalismo novecentesco. Ma ricordo che lo stesso Anthony Smith e Filippo Tronconi definiscono, sia pur implicitamente, perché loro sono ovviamente dei politologi, certi fenomeni come un atto di resistenza al mondialismo, che oggi è più che mai attuale e urgente, perché tale fenomeno distrugge ogni tipo di cultura per imporre una civilizzazione universale. Questo ancora in forme più complesse e problematiche dai tempi del ritorno di Brenno, la nota trasmissione di Gilberto Neto, che era conservatrice e nello stesso tempo rivoluzionaria. Oggi la rivoluzione conservatrice identitaria deve continuare più di prima e non fermarsi alla nostalgia degli anni 90, altrimenti non celebriamo maestri per l'Europa dei popoli, ma faremo sterile retorica. Quindi propongo che le opere di Gilberto Neto siano studiate seriamente alla luce dei sviluppi odierni, in modo anche intelligentemente dialettico, perché qui Neto non è il Vangelo, quindi fare un dibattito dialettico non c'è niente di male, come d'altronde tutti i pensatori del passato, a cui appartiene senza dubbio Gilberto Neto. Quindi chiudo con una riflessione sintetica e ribadisco: noi senza Gilberto Neto, Gianfranco Miglio, Sergio Salvi e Ettore Adalberto Albertoni non saremmo qui. Ma la gratitudine non va assolutamente confusa con il nostalgismo, che è l'incapacità di affrontare il presente, e quindi dobbiamo sì guardare l'Europa dei popoli, ma affrontando a testa alta le difficili sfide della postmodernità. E per questo ci vuole uno studio serio e non una onetomania che rimane ferma agli anni 90. Questo secondo me sono le cose fondamentali. Certamente. Io posso aggiungere, al di là dell'ammirazione sincera e profonda che ho sempre avuto per un personaggio di grandissima cultura, di sensibilità, di capacità organizzativa in ambito culturale. Tutti ricordiamo i convegni che egli aveva organizzato, affollatissimi, a Belgirate, ai quali abbiamo partecipato con orgoglio e con apporto fattivo e collaborativo. Al di là della sua intuizione rispetto a tematiche di attualità che egli considerava sia nella trasmissione che nei suoi articoli, partendo sempre da una profonda riflessione storica che si giovava delle conoscenze sul paesaggio, per esempio anche come architetto del paesaggio, perché lì era nato Onetto da giovane come architetto del paesaggio, e quindi poi aveva sviluppato le sue riflessioni storico-politiche partendo anche da quello, ma capace appunto
di assemblare dei discorsi paralleli alla luce appunto dell'evoluzione della storia stessa. Quindi al di là di questo non posso non così esprimere quelle che sono le differenze del mio pensiero rispetto al suo, di cui parlavamo già ai tempi, sinceramente, senza remore, nel senso che è giusto confrontarsi pur nella collaborazione di allora e nella mia diciamo evidente volontà di ricordarlo nel libro Il pensiero leghista, come uno dei protagonisti assoluti di questa storia, di questa affascinante storia che è la storia del leghismo. A me sembra, e sembrava e sembra, anche rileggendolo, che il suo pensiero fosse, naturalmente si stanno vedendo le luci e le ombre come per tutti i grandi personaggi, fosse troppo legato al padanismo. Il padanismo è una costola del leghismo, ma non è il leghismo. Cioè, questo lo dico secondo quella che è un po' la mia sensibilità, ma sono convinto essere anche la tua, Roberto, proprio perché il leghismo ha una missione più alta, più profonda, più universale, più epocale, più storica, più decisiva del padanismo. Il padanismo, come lo scotismo o il catalanismo, sono espressioni del Novecento, di un Novecento fiero, orgoglioso, che voleva distruggere gli stati nazionali col rischio poi di proporre, perché questo è stato il rischio evidente, di proporre dei nuovi nazionalismi, perché c'era anche questo da dire. Ma la grande battaglia, la grande scommessa del leghismo è più alta, cioè è quella appunto della liberazione di tutti i popoli del mondo. Pensa a te, siccome noi non siamo Dio e siamo delle piccole particelle di materia e forse di spirito che vagano nello spazio e nel tempo, ci dobbiamo limitare all'Europa. Allora ecco la mia rivista Idee per l'Europa dei popoli, ma ci dobbiamo limitare con la convinzione che il leghismo può fare grandi cose in tutta Italia e in tutta Europa. E questa è stata la direzione che ha preso il leghismo negli ultimi 15 anni. Non è una perdita di valori, assolutamente, ma è un'acquisizione rispetto ai valori pregressi e forti che c'erano, che ha illustrato per esempio Gilberto Neto, acquisizione di nuovi spunti, di nuove idealità e di nuovi traguardi, che vengono interpretati dagli attuali protagonisti politici. Ecco, è vero, io e te, Roberto, non abbiamo questa, lo diciamo non per falsa modestia, ma non abbiamo forse quelle capacità politiche che servono, però siamo dei pensatori. E io rivendico orgogliosamente, ma senza come dire, sbruffoneria, la mia adesione al leghismo 2.0, che prima di tutto parte dal federalismo. Non a caso nel mio libro ho parlato subito, con una trentina di pagine, della storia del federalismo. La differenza, lo dico proprio ripeto, con quella pacatezza e con quell'ammirazione che mi ha sempre contraddistinto nei confronti di una figura così grande, la differenza è che appunto penso che Oneto non capisse fino in fondo il federalismo, che è fatto di etnoregionalismo, che è fatto di rivendicazioni che sono sacrosante all'interno però di una sfida che non deve riguardare soltanto Roma, perché certo sappiamo tutti che Roma è fatta di sterco, è cresciuta sullo sterco, però non basta, perché altrimenti si rischia di passare dalla parte di chi vuole soltanto distruggere e non creare. Noi vogliamo creare un mondo migliore, laddove evidentemente lo Stato può essere riformato in senso federale, e crediamo che ora come ora questo lo si possa fare con la Lega che c'è attualmente. Lo dico apertis verbis, non per ipocrisia o per piaggeria o perché parlo a Radio Libertà, ma perché lo spirito autenticamente liberale, certo di un liberalismo classico, non dello spirito libertario che a volte inficia una visione secessionistica. Ecco, non so, se vuoi aggiungere adesso tu qualcosa, lo diciamo sempre nello stile che è il nostro, di questa trasmissione e di questa radio,
che è quello appunto di parlare dialetticamente in libertà e in rispetto. A te la parola ancora, se vuoi aggiungere qualcosa. Certo, direi te. che il tema del federalismo va studiato in modo approfondito, soprattutto anche in relazione a tematiche come il concetto di sovranità, il concetto di identità, il concetto di comunità, il concetto di popolo, elite, eccetera, eccetera. Quindi il neofederalismo a cui si lega a Gilberto Neto di Gianfranco Miglio è una declinazione specifica del pensiero federalista. E come avevo detto anche in un'altra trasmissione, il pensiero di Gianfranco Miglio è stato sicuramente importante, ma va appunto a mio avviso confrontato anche dialetticamente con anche gli sviluppi che ci sono stati. Quindi sono autori importanti, ma non è che sono il Vangelo, e quindi fare una discussione critica nel senso positivo del termine non è un sacrilegio. Quindi credo che sicuramente, perché proprio se si vuole portare avanti un'idea di Europa dei popoli, bisogna fare i conti con una realtà complessa, quindi partire certamente da certi autori, ma anche guardare agli sviluppi, anche confrontandoli criticamente nel senso costruttivo del termine. Quindi questo sicuramente, perché le sfide che che comunque ci aspettano e che sono già presenti sono tante. Continuare a ribadire dei vecchi slogan non serve assolutamente a nulla, se non a fare polemiche improduttive che poi non portano a nulla in termini teorici e anche pratici. Assolutamente, si può lavorare lungo l'asse che io stesso ho proposto e che l'amico carissimo collega Stefano Bronogalli, in chiave più politica per le sue note capacità, di prassi, di pragmatica realizzazione, portiamo avanti, cioè un regionalismo che è a base etnoregionale, ma che considera anche la modernità con tutti i suoi sviluppi, che è in grado comunque di lavorare sulla Lombardia in una certa maniera, sul Veneto in un'altra maniera, sulla Liguria in un'altra maniera ancora, sulla Toscana e su tutte le altre regioni d'Italia che rispondono, secondo me, vedasi la Calabria recentemente, sanno rispondere a questo problema, perché lo capiscono perfettamente, che soltanto la libertà e l'autonomia regionale renderebbero forte all'interno di uno Stato federale e magari pure presidenziale, se mi permetti Roberto. Uno Stato presidenziale è autenticamente federale, no? Che quindi ci permetta di raggiungere quei traguardi più profondi della spiritualità umana, che ancora purtroppo sono ancora lontani, certamente perché il caso italiano, come giustamente diceva Gilberto, aveva perfettamente ragione, è un caso anomalo anche rispetto alla Spagna e alla Francia. La Spagna, che ha una conduzione addirittura monarchica, però è riuscita a mettere a punto alcuni aspetti del federalismo, alcuni certo vanno risolti ancora meglio, però sappiamo tutti come oggi, qui ti voglio in chiusura di questa prima parte, rilascio a te la parola, la stessa Catalogna in Spagna e la stessa Scozia in Inghilterra, per citare soltanto i casi che possono essere più simili a quello che è stato il problema mio, tuo e di Gilberto, non sono critici, perché il mondialismo e l'europeismo farlocco, non il nostro europeismo, il mio e tuo, ma quell'europeismo lì di Bruxelles e Strasburgo, no? Segaiolo e repressivo, non capisce e vuole bloccare, ecco il punto. E quindi di fronte a questa situazione la strategia deve cambiare, come hai detto tu 5 minuti fa. A te la chiusura, poi passerò ad altri argomenti. Sono assolutamente d'accordo con te. Indubbiamente le questioni sono molto complesse,
l'idea che aveva Oneto e Emilio era l'idea che gli stati nazionali si sarebbero frammentati e sarebbe nata, diciamo quasi magicamente, l'Europa dei popoli. Io potrei dire magari, però è una bella idea, però purtroppo la realtà, come dici te, è piena di complessità, sia quella italiana ma anche, soprattutto e sempre di più, quella europea. Quindi l'idea sì è bella, però cioè, non c'è stato questo passaggio che si auspicava, che sarebbe anche bello. Io ci farei anche la firma, però insomma devo prendere atto della realtà così com'è. Quindi la strategia cambia secondo una modulazione che è quella a cui stiamo assistendo anche politicamente, e che può portare, nonostante il pessimismo di taluni, ecco, anche che ascoltano questa radio, sanno tutto il travaglio che abbiamo vissuto tutti quanti, ma può portare ugualmente a quei risultati a cui nell'intimo del nostro cuore teniamo sicuramente. Io ti ringrazio tantissimo, dobbiamo chiudere questa prima parte. E ti ringrazio tanto di questo apporto preciso, puntuale, come sempre, proprio perché sia io che te abbiamo anche studiato la storia di tutto il fenomeno federal leghista, e quindi diciamo siamo in grado, secondo me, di riuscire a ragionare, a riflettere su cose che magari ci hanno anche traumatizzato nella complessità delle vicende che abbiamo vissuto anche attraverso questa radio. Grazie. E grazie ancora, adesso il break, a dopo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Da oggi finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari, come deciso dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. cambia il giorno, cambia l'orario per la nostra Gabriella Monti con Mi ritorni in mente ogni mercoledì dalle ore 15, solo su Radio Libertà. Bacini, bacetti, baciotti. Buonasera signorina, kiss me goodnight. Giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annuo. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Di nuovo a te la linea, Andrea. Grazie. Arriviamo così all'inizio della seconda parte all'altro triste ricordo di 10 anni fa. Veramente devo dire che quel novembre fu catastrofico, no? Come dicono, catastrofe è la parola chiave di un certo tipo di tedesco, diciamo, riverniciato in chiave latinista. E allora il Bataclan. Come si può concepire che dei giovani, anche qualcuno meno giovani, io l'altro giorno sentivo l'intervista a uno dei superstiti che così era arrivato al Bataclan già in età non proprio imberbe, insomma attorno ai 40-50, ma assieme a tantissimi giovani in questo locale famosissimo di Parigi. Ecco, come si fa ad andare a divertirsi nella maniera che certo quel determinato gruppo musicale, quella determinata serata, quel determinato programma prevedeva, che può piacere o non può piacere, ma che cosa vuol dire? Io penso che non sarei mai andato, se fossi vissuto a Parigi, al Bataclan, perché non è il mio genere di spettacolo,
però capisco benissimo quanti amavano la declinazione delle 7 note in quella maniera, secondo un gusto, oserei dire postmoderno, che può essere anche criticabile, ma che sicuramente rimane una palestra e un esercizio di scelta e di libertà artistica. E ecco, assieme dico tutti quei giovani che vanno in una serata ancora tiepida, devo dire, d'autunno di 10 anni fa, vanno lì e diciamo a metà della serata si sentono letteralmente aggrediti, schiacciati, distrutti, vilipesi e uccisi da un manipolo di terroristi che, ricordiamolo perché qualcuno lo gridava, in nome di Allah hanno ucciso più di 100 persone. Quello che avvenne allora, io mi ricordo appunto di essermi messo davanti al televisore in serata avanzata per raccogliere le ultime notizie, e appunto automaticamente tutti i canali convergevano verso questa drammatica novità. E tutto questo naturalmente è stato l'inizio di una triade nefasta di attentati, il secondo Nizza nel luglio del 16 e Barcellona nell'agosto del 17. Attentati che hanno visto, ripeto, sul campo vittime, oserei dire sacrificali, casuali e assolutamente innocenti, anche molti padani e italiani, che evidentemente passavano le loro vacanze o il loro divertissement appunto nelle più belle città del mondo, perché devo dire Parigi, Nizza e Barcellona sono, secondo me, le più belle città d'Europa. Assieme ci metterei a Vienna e a mettiamoci pure dentro, perché poi i gusti sono sempre molto diversi, e ondeggiati, e Venezia ovviamente, perché dulcis in fundo, se mi permettete, visto che è un po' il refrain di fine trasmissione mia. Allora, voi capite bene che questo tipo di violenza è ingiustificata, perché io posso anche criticare un certo tipo di consumismo musicale che qualcuno considera a sfondo satanico per certe battute dei testi cantati in questi concerti rock. Può anche considerare esteticamente, come dire, sballato questo gusto, no? Che non è per forza condiviso da tutti. Ma mai mi verrebbe in mente di criticarlo uccidendo le persone che vanno a questi concerti. Per cui questa è una tristezza infinita che ci colse allora e sulla quale dobbiamo ragionare oggi, no? Parliamo spesso di barbari, ma la barbarie c'è ancora certamente da parte di una minoranza, ma questa minoranza non nasce dal nulla, non è un seme venuto fuori per sbaglio in un terreno desertico. Evidentemente va contestualizzata in un certo tipo di interpretazione della religione e dell'ideologia ad essa conseguente. Tutte le religioni sono sacre, l'ho sempre detto da queste onde, e lontanissimo da me la mancanza di rispetto nei confronti dell'islamismo in sé, del buddismo in sé, ovviamente a maggior ragione del cristianesimo, essendo io figlio di quest'ultimo, come tanti di voi, come mentalità, come modo di essere, come modo di fare. Né d'altra parte nego che lo stesso cristianesimo abbia compiuto in secoli passati, ormai lontani, una serie di nefaste scelte a sfondo violento. Sarebbe
ingenuo, da ignoranti, da ingenui e da ipocriti. D'altra parte però, cioè noi all'interno di una modernità o surmodernità che non può accettare più la violenza fisica, e lo si vede anche nella reazione di molta opinione pubblica rispetto a singoli fatti di sangue che sono tremendi sicuramente, però secondo me, cioè di tipo familiare o simiglia, ma non raggiungono la bestialità, la barbarie, il cinismo, mi si permetta, il satanismo di quegli atti terroristici, laddove evidentemente la strage degli innocenti è qualcosa che viene partorita dalla volontà di annientare chi non la pensa come te, di annientare coloro che hanno fatto delle scelte diverse, almeno apparentemente, e che non appartengono come stile, come modo di essere alla tua visione del mondo. E tutto questo ci riconduce al fatto appunto che il cammino della libertà, c'era anche mi sembra una trasmissione su questa radio fino a qualche tempo fa, la strada della libertà è lunga e faticosa, molto faticosa. E lo dicevamo appunto poco fa anche con Roberto Priora. È costellata di pietre d'inciampo, perché evidentemente ancora oggi nel mondo ci sono delle forze che vanno contro la libertà e vanno contro impedendo che la libertà venga esercitata. La libertà, l'identità, certamente, che sono due cose che sono fortemente osmotiche l'una rispetto all'altra. Ma se penso appunto ai funerali di tutte le persone che sono morte, qualcuno l'abbiamo visto anche in televisione, i funerali di Parigi, di Nizza e di Barcellona, quelle persone che sono morte mentre cercavano di essere felici. Ma Dio santo, non sapete che l'ambizione della felicità è umana, è la cosa più umana che esiste. Noi possiamo sbagliare, possiamo anche, usare degli strumenti che sono oscuri, ombrosi, che non corrispondono realmente all'autenticità del nostro animo di umani, però abbiamo il diritto di ricercarli, e chi mina alla base questa ricerca della felicità e della libertà si oppone a queste forze, si oppone a questi diritti, si oppone alla possibilità in qualche modo di compiere più fortemente e decisamente il destino dell'umanità, il destino di noi esseri umani. Per questo il Bataclan è, secondo me, una delle pagine peggiori della storia dell'umanità, peggiori, perché va bene, ci possono essere state le crociate, ci possono essere stati altri episodi di violenza nel corso del Medioevo e nel corso dell'epoca moderna, ci possono essere le più grandi e nefaste attitudini endofamiliari o pseudo-amicali che portano a uccidere e a distruggere e a negare la possibilità di vivere a qualcuno. Ma qui è l'idea stessa di una collettività che viene presa di mira nella sua simbologia di ricerca di felicità, che può essere anche criticata, ma che importanza ha? Capite? Qui si gioca il senso ultimo del nostro essere occidentali, cioè del fatto che l'Occidente, in quanto Occidente, può anche sbagliare, può anche fallire in alcune sue scelte, può anche degenerare moralmente, ma la sua forza rimane la libertà. La sua forza intima
rimane il fatto di rispettare le libertà degli altri. E qui al Bataclan è proprio l'opposto, appunto. È il fatto, appunto, di impedire agli altri di proseguire la loro vita stendendoli a terra. Vedete, noi che viaggiamo oramai verso i 70, ne abbiamo viste di cotte e di crude. Abbiamo vissuto gli anni del terrorismo. Io uscivo a Milano negli anni 70 con una autobenedizioni di cavarmela, dalla strage di Piazza Fontana fino a tutti gli anni di piombo, fino ai primi anni 80. Eravamo ragazzini, eravamo molto molto giovani, ma in qualche modo la nostra quotidianità era una scommessa anche con la morte, nel senso che certo erano anni ancora che appartenevano sul piano del costume, del modo di vivere, del modo di essere, a una dimensione classica dell'esistenza, sul piano religioso, sul piano generale del rispetto delle gerarchie, però incombeva il terrorismo rosso e nero, che certamente ha fatto delle vittime. Ecco, il principio è lo stesso, secondo me. C'è qualcosa che accomuna un certo tipo di terrorismo che non è religioso ma è politico al terrorismo che trova diciamo il suo spunto o il suo pretesto nella religione. Ecco, è la volontà di annientare la vita degli altri, diciamo abusando di quel principio di aggressività che certamente esiste in ciascuno di noi, ma che va incanalato o sublimato in maniere molto diverse rispetto a quella appunto del terrorismo, della strage, dell'uccisione e di quant'altro. Sì, perché ricorderete tutti che anche allora c'erano dei movimenti cerebrali, movimenti all'interno delle cerebra, quindi della testa di alcuni individui, che portavano a distruggere, il capitalismo, lo Stato, un certo tipo di impostazione del governo o della cultura dominante di allora attraverso le armi, attraverso la strage, attraverso la distruzione. E quindi mi ricollego a quanto avevo preso come spunto. Cioè noi abbiamo vissuto quegli anni là e poi abbiamo vissuto questi anni qua, appunto, gli ultimi 15-20, dove un altro genere di terrorismo, no? Ma caratterizzato pur dallo stesso principio nefasto, clastomane. La clastomania è appunto il vizio di distruggere tutto quello che si ha a portata di mano, appunto. E è una tentazione che può venire a chiunque, naturalmente, ma che se diciamo ingrossa nella sua nevrosi, o meglio nella sua psicosi, può portare davvero a questa situazione. E quindi noi sappiamo che sono esistiti terroristi e terroriste di allora che giustificavano a se stessi il fatto di togliere la vita a qualcuno, e terroristi come quelli del Bataclan che hanno giustificato, hanno trovato il motivo, il leitmotiv si dice, per riuscire appunto a impedire agli altri di sopravvivere. Ora appunto, di fronte a tutto questo, a 10 anni dal Bataclan, noi possiamo dire due cose. Primo, non dimentichiamo, perché il dimenticare non appartiene all'umanità migliore. È la memoria che ci dà la forza, la memoria del nostro passato, la memoria di tutto quello che è successo, la memoria storica recente o lontana, la memoria di tutto quello che è accaduto a persone che comunque, anche se non conoscevamo, appartenevano a una grande comunità che è della quale siamo inseriti, la memoria di tutto quello che è accaduto negli ultimi anni, anche che non sia strettamente terroristico, ma che ha comportato uno sfaldamento
del rispetto reale fra i popoli. E quindi la prima legge è questa: noi non dimentichiamo. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Non riusciamo, non possiamo dimenticare il Bataclan. Vietato, verboten dimenticare. E la seconda considerazione è appunto che è vero che questi terroristi agivano, diciamo, per conto proprio, senza centrali assolute di ordine gerarchico che partisse dall'Oriente o da un Occidente orientalizzato, però è anche vero che sono stati il frutto di un certo modo di interpretare l'Occidente attraverso la lente di una religione che evidentemente, altro non so dire, ha tradito i suoi stessi ideali, se erano veramente, come penso che fossero, degli ideali religiosi. E allora appunto noi siamo qui in bilico fra come dire, una forma che indubbiamente viene dalla pancia, di nausea, di diffidenza molto grignata, molto rabbiosa nei confronti di chi ha commesso questo, e dall'altra parte la volontà più razionale di riuscire in qualche modo a trovare una soluzione di tutti questi problemi, che non sono degni del terzo millennio, che appartengono ancora di ispirazione medievale e che evidentemente possono essere superati, certo, ma non è facile sicuramente. Quell'insieme di spunti che la classe politica che appartiene alla destra ha messo a punto negli ultimi anni possono essere davvero una delle strade preferibili per riuscire in qualche modo a contenere la gravità del fenomeno e della situazione. È vero, come sostiene qualcuno, che il terrorismo, almeno come si è appalesato a Nizza, Barcellona e Parigi, probabilmente non ci sarà più, ma attenzione, perché possono cambiare le strategie di chi vuol distruggere l'Occidente, ma i risultati possono essere ugualmente disastrosi per l'Occidente stessa, ma per tutta l'umanità, perché non sarebbe bello tenere in ostaggio, in nome di qualcosa che ha a che fare con l'aldilà, metà dell'altro mondo. Quindi da questo punto di vista le scelte non sono facili e sicuramente richiedono una riflessione costante, evitando facili battute, cercando appunto di consigliare al meglio chi ha poi l'onere della responsabilità delle scelte politiche, delle scelte religiose, perché è indubbio che chi sta anche al vertice di una chiesa come diciamo monumento stesso dell'Occidente libero, deve fare delle scelte pesanti che siano in grado di cercare di risolvere questo maledetto problema che si è effettivamente creato. Sarebbe infantile continuare soltanto a mandare come dire, delle saette, dei fulmini contro un certo tipo di mondo, perché non risolverebbe niente lo stesso, ma sarebbe altrettanto infantile continuare a predicare l'accoglienza a tutti i costi, pelosa, ipocrita, che in realtà non calcola bene le conseguenze di tutto questo con quel mondo, appunto, quello spettro di mondo che potrebbe crearsi, in qualche modo battezzato dal Bataclan, in qualche modo sinistramente battezzato col sangue del Bataclan. Non sarebbe bello, come non è stato bello
forse sicuramente il mondo battezzato con il sangue della prima e della seconda guerra mondiale, ribattezzato con questa terza guerra mondiale a pezzi, appunto, a cui stiamo assistendo, e via dicendo, naturalmente. È un momento in cui tutti sono chiamati appunto a riflettere su questo argomento, su questa realtà, su questo problema, naturalmente, del riuscire a stabilire un dialogo che non sia violento e che non sia prevaricatore tra popoli che portano delle religioni diverse. E qui siamo qui a parlarne, naturalmente, sulla base di una conoscenza che magari non è esaustiva, certamente, perché nessuno di noi sa tutto quello che deve sapere su tutto quello che accade, eccetera, eccetera, però sulla base di una certa attenzione, di una certa concentrazione, può effettivamente dire la sua. Chiudo con 2 proposte di libri che sono già un po' prevenzione di strenna natalizia, e l'uno è un libro di filosofia, Le lacrime di Nietzsche. È veramente un bel libro delle edizioni Neri Pozza. Neri Pozza è una casa editrice veneta che sta facendo delle belle cose, quindi l'edizione Neri Pozza è Irvin Yalom, Le lacrime di Nietzsche, che è una bella riflessione su tutta la filosofia nietzschiana, che comunque era anche profetica. Non tutto è giusto e bello quello che ha detto Nietzsche, ci mancherebbe altro, però era anche in parte profetica davvero di quello che sta avvenendo oggi. E l'altro invece di ispirazione etno-regionalista, come diciamo prima con Roberto, ed è Sicilia del National Geographic. Il sottotitolo è Tesoro nel cuore del Mediterraneo, edizioni National Geographic, Meraviglie d'Italia. Davvero un reportage stupendo sui valori non solo monumentali e artistici, ma sicuramente anche paesaggistici e culturali della nostra amata Sicilia. Bene, siamo arrivati al termine, avete forse sentito, chi mi ha ascoltato per radio, quanta tensione per ricordare persone e fatti la nostra vita in un certo senso o nell'altro, perché noi siamo quello che siamo stati, e soltanto appunto il recupero del senso ultimo di quello che abbiamo vissuto darà un significato alla vita che ancora ci rimane di vivere, ma soprattutto quella dei nostri figli e dei nostri nipoti. Un grande abbraccio a tutti, Venezia risorga Venezia per sempre, a risentire. Avete ascoltato Cultura e